Il 2026 per le farmacie di Bassano inizia con i clienti in coda. Influenza e mali di stagione colpiscono duro e, stando alle previsioni, il picco di contagio deve ancora arrivare. Farmacie che hanno visto un aumento di richieste di vaccino. Decisamente rispetto agli anni scorsi il picco è arrivato un po' in ritardo, lo stiamo notando da circa 10-15 giorni, che abbiamo proprio visto un aumento di affluenza in farmacia per patologie non solo legate all'influenza ma anche a raffreddori. Qui nella nostra farmacia stanno andando molto bene, i clienti hanno accolto positivamente questa possibilità di essere vaccinati in farmacia. Quanto ai vaccini anti-influenzali, Federfarma Veneto, l'associazione delle farmacie, ha inviato una lettera alla Regione evidenziando un risultato finora inferiore alle attese per le vaccinazioni e un'informazione insufficiente alla popolazione proprio sul fatto che il vaccino può essere richiesto anche in farmacia, dove comunque le richieste sono aumentate e di molto nel Bassanese. È partito un po' tardi, devo dire, la campagna vaccinale, non si capisce bene perché. Quest'anno comunque la popolazione ha deciso di vaccinarsi in massa, tant'è che spesso i medici sono rimasti senza dosi e quindi i pazienti si stanno rivolgendo in farmacia. Federfarma ha lavorato molto bene, la Regione e le ASL hanno lavorato secondo me altrettanto bene e un po' di comunicazione in più non sarebbe guastata, in particolare non so, penso io qualche canale social che adesso vanno tanto, avrebbe potuto aiutare ulteriormente. Ogni farmacia in pratica organizza come meglio crede le vaccinazioni. Di base bisogna avere 18 anni, essere sani, senza fattori di rischio come l'allergia a determinati farmaci ed essersi vaccinati almeno una volta in passato dal medico di base. Il costo è uguale per tutte le farmacie, ma da qualche giorno la Regione ha deciso che la vaccinazione è gratuita per tutti fino a esaurimento delle scorte.